Parte il piano di rilancio del sistema aeroportuale calabrese, nuovi voli da Reggio e investimenti per lo scalo di Crotone. A Catanzaro il governatore Oliverio, il presidente della SACAL Arturo De Felice, insieme ai sindaci di Reggio, Palcomatà e Crotone Pugliese, hanno illustrato le novità che riguardano il trasporto aereo e così ci saranno 4 voli all'Italia dall'aeroporto di Reggio, 3 dei quali per Roma e 1 per Milano, mentre proseguirà il collegamento da Crotone per Bergamo di Ryanair. Importante il risultato che è stato realizzato perché nel quadro di un rafforzamento dei collegamenti di Lamezia con il resto d'Italia, d'Europa e del mondo direi, siamo passati da un numero di collegamenti che si contavano sulle dita di una mano nel 2014 ad oltre 30 collegamenti con gli aeroporti nazionali ed europei ed internazionali, che si stanno riverberando anche in un aumento degli arrivi che è notevole, è progressivo, e anche in un aumento delle presenze turistiche, soprattutto delle presenze turistiche internazionali, che è anche questo in aumento. Sono dati, non sono considerazioni appunto soggettive. Si rafforzano oggi i collegamenti tra l'aeroporto di Reggio Calabria e Crotone con il resto appunto d'Italia ed Europa. La Regione, dunque, è stato sottolineato, continua a puntare su tutti gli scali calabresi, non rinunciando a cercare anche nuove compagnie che possano investire sul territorio.